Buonasera, siamo qua con Roberto Siagri, che è uno degli ospiti dell'evento Umano e Digitale, che è il terzo appuntamento del ciclo Alta Ispirazione, che quest'anno ci ha portato ad affrontare il rapporto tra l'evoluzione digitale sostenibile e umana delle organizzazioni, delle persone e della società. Intanto, prima di iniziare, le chiedo di presentarsi brevemente e dirmi di cosa si occupa. Sono Roberto Siagri, sono amministratore delegato di Rotonium e Rotonium è una società, una startup deep tech che si occupa di calcolo quantistico. Alla luce di quanto espresso durante l'evento e della sua esperienza, le chiedo qual è secondo lei la chiave per uno sviluppo delle organizzazioni e della società tutta che sia al contempo digitale e sostenibile e che tenga soprattutto conto delle persone, del benessere delle persone. Credo che la chiave sia nel modello di sviluppo. In qualche maniera, con l'8 miliardi di persone nel pianeta e fra poco 10 miliardi di persone, abbiamo un po' toccato i limiti di quello che è il modello di produzione industriale basata sull'usa e getta. Se noi guardiamo i dati della circolarità del pianeta, il pianeta è circolare per meno dell'8%, per cui è molto poco. Con questo livello di circolarità servirebbero quasi 2 pianeti per poter tenere 8 miliardi di persone con un livello di benessere prodotto dal modello di sviluppo attuale. Di conseguenza, le tecnologie digitali e le AI ci possono indirizzare verso un nuovo modello di sviluppo che non era possibile senza queste tecnologie, e cioè bisogna che noi trasformiamo le persone da consumatori a utilizzatori. Se riusciamo a trasformare le persone da consumatori a utilizzatori, riusciamo a risolvere i problemi del grande uso di materia e dello spreco di materia, perché un modello che passa dal consumo all'uso è automaticamente circolare. Riusciamo a far sì che le imprese possano anche avere profitti superiori agli attuali perché non ci sono più gli sprechi, quegli sprechi diventano automaticamente valore. Se le imprese aggiungono più valore possono anche pagare meglio le persone. Usciamo fuori da una logica competitiva ed entriamo in una logica collaborativa perché un'economia di servizi avanzati recupera il livello di relazione rispetto alla transazione e in qualche maniera riusciamo a ottenere l'obiettivo di avere un'economia florida, una società che sta meglio sia perché non ci sono impatti ambientali sia perché i redditi possono salire e di conseguenza il pianeta anche sta meglio perché non vado a usare le risorse in questa maniera. Ecco, senza però il digitale, e cioè la digitalizzazione delle cose, che producendo tantissimi dati hanno bisogno poi dell'intelligenza artificiale, questo tipo di cambio non lo posso fare.